Siamo in diretta, una buona serata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Anche questa sera un'ora di linea diretta tra i padovani e il primo cittadino, Sergio Giordani, che è già in studio, quindi buona serata Sindaco, grazie di essere venuto a trovarci anche questa sera. Grazie a voi. Io comincio subito ricordandovi i numeri che comunque insomma passeranno in sovrimpressione nel corso di tutta la trasmissione, i numeri con i quali potete interagire, ci potete telefonare allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci un sms al 345 334 1171 per poter interagire in diretta con il Sindaco Giordani. Vi ricordo anche la mail con la quale durante la settimana potete ovviamente porre i vostri quesiti, noi poi la leggeremo nella prossima puntata. Il Sindaco risponde @gruppotv7.com. Prima di cominciare, insomma, avrete già visto la novità, non c'è in conduzione questa sera il direttore Giorgio Borile, un piccolo pit stop per lui, però insomma tornerà prestissimo al comando di questa trasmissione. Ovviamente da parte nostra l'augurio di una buona guarigione, credo Sindaco che anche lei voglia associarsi insomma in questo augurio al direttore. Assolutamente sì, tanti auguri, però so che sta bene, per cui è solo un caso di essere positivo, un po' di riposo, tranquilla. L'ho fatto anch'io qualche giorno. A proposito di questo, ha fatto anche lei insomma nei giorni scorsi qualche giorno di isolamento. Ecco, com'è stato l'isolamento, Sindaco? Dovete chiedere a mia moglie. No, scherzo. È sempre difficile, a parte che col telefono ormai si fa tutto, per cui è come fossi in ufficio. Però è difficile, uno si trova bene quando dice sto a casa tranquillo. Però quando è obbligato a stare a casa è molto diverso, uno non vuole uscire. Però l'importante è ovviamente stare attenti ai protocolli. Bisogna, primo dare esempio, devo essere io, insomma. Assolutamente. Assolutamente sì. Allora cominciamo, Sindaco, perché abbiamo già molte richieste. Comincio leggendole una mail che è arrivata nel corso della settimana. Gliela scrive la signora Elena, che chiede: vorrei chiedere al Sindaco come intende affrontare lo sblocco sfratti per Covid che dovrebbe avvenire il 1° gennaio del 2022, si spera. I sindacati inquilini sono attivi nell'evitare gli sfratti, incuranti dei diritti dei legittimi proprietari. So che a metà novembre dovrà esserci un tavolo in prefettura per affrontare l'argomento. Vorrei sapere chi rappresenterà i proprietari e il risultato del tavolo che c'è stato quest'estate. Vorrei sapere anche la posizione del Comune di Padova riguardo al pagamento dell'IMU su abitazioni che sono state di fatto sequestrate. Poi dice: personalmente le dico che non ho pagato l'IMU di giugno e non pagherò neanche quello di dicembre. Non so perché, ognuno è libero di fare le sue scelte, ovviamente basta che dopo in qualche maniera si sistemi la cosa. È un grosso molto difficile quello di sfratti. C'è il sindacato ovviamente di proprietari, sono i sindacati e sotto l'aspetto sociale molto importante intervengono tutti in questo argomento ed è un argomento che scotta. Non so se sia prorogato o no ulteriormente, perché come abbiamo visto il Covid sta diventando un'altra emergenza, cosa che non è mai pensato. Certo. E per cui stiamo ragionando col tavolo in prefettura su tutti quanti. È chiaro che vanno tutelati i proprietari, vanno tutelati quando sono minori, quando anziani, disabili. È un argomento molto molto difficile, in cui anche il Comune è partecipe, nel caso dell'assessore Marta Nani. Stiamo molto attenti a questa cosa, come ho detto è un argomento spinoso, difficile, però cerchiamo di far sì che sia meno impattante possibile sotto l'aspetto sociale, senza toccare i proprietari degli appartamenti certo. privati. Ricordo a tutti i telespettatori insomma, che possono interagire nel corso della trasmissione. Vedete i numeri che passeranno appunto in sovrimpressione per tutta la durata di questo appuntamento con il Sindaco Risponde. Sindaco, altro tema caldo insomma, di questi giorni è quello legato ai cortei che continuano ad esserci non solo a Padova ma in diverse città. Ovviamente c'è un po' di attesa per quella che sarà la decisione poi eventualmente che arriverà da Roma. Sembra si vada verso una stretta. Tra l'altro novità forse sono attese anche per Padova, perché so che voi avete pronta un'ordinanza. Tra l'altro domani ci sarà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Insomma, da questo punto di vista cosa si sente di dire ai padovani? Che io sono responsabile della salute pubblica, di conseguenza
questi cortei vanno a minare la salute pubblica. Vedete che stiamo aumentando di conseguenza veramente i contagi. Per cui io sono responsabile non solo della salute pubblica, non solo di chi ha fatto il suo tempo il vaccino, sono il 90% dei cittadini, anche chi fa manifestazioni. Per cui domani col prefetto, con questo la nostra idea è, per quanto riguarda la mia responsabilità, è la salute dei cittadini, per cui ho intenzione di fare qualcosa, non posso stare fermo a cosa. Ho intenzione di fare qualcosa sotto l'aspetto garanzia della salute. Poi questo prefetto ovviamente vado a un'altra cosa che è la sicurezza, sono due cose molto diverse. Io come responsabile della sanità, il prefetto questore come sicurezza. Vorrei dire anche un'altra cosa molto importante, che ci vuole anche rispetto per il 90% della gente che ha fatto il vaccino. Il rispetto è reciproco, per cui se uno rispetta l'altro, io non sto sindacando o contestando chi fa manifestazioni, per carità, basta che faccia in sicurezza, vuol dire mascherine, distanza, igiene personale. Uno fa quello che vuole, però quando non si rispetta gli altri non va più bene, primo. Secondo, i negozianti, chi ha negozi, soffre in queste cose qua, ma anche il fatturato, vengono già da un periodo molto difficile, per cui va da sé che bisogna rispettare anche chi lavora, non solo sotto l'aspetto sanitario, anche chi lavora. Per cui bisogna ottemperare in questi casi a trovare una soluzione. Non è possibile che siano 3 manifestazioni a settimana. Non è possibile sotto l'aspetto democratico, sì, ma non sotto l'aspetto sanitario. Sicurezza, ripeto, non è un problema del sottoscritto. Sicurezza è perfetto, questo prenderanno decisioni giuste anche loro, però rispetto degli altri, questo è il basilare. Abbiamo superato tra l'altro credo quota 20 forse di cortei che ci sono stati dall'estate fino a questo momento. Sì, purtroppo sì, sta veramente Padova è una città, è praticamente la capitale del Veneto, di conseguenza molta gente sta venendo anche da altre città, il che a parte mi fa anche piacere sotto questo aspetto, vuol dire che Padova è riconosciuta, però al contempo non è possibile continuare a stare venendo qua. Ripeto, per me la sicurezza sanitaria è importantissima. Il 98% delle persone che sono in terapia intensiva sono persone non vaccinate e mi sento responsabile anche di questa situazione qua, per cui qualcosa io devo fare in termini di responsabilità. Poi sotto l'aspetto sicurezza sarà in termini della questore piuttosto che prefetto, trovare dei sistemi, non so, tipo in qualche piazza, tranquilli, uno può manifestare, per fortuna siamo un paese democratico. Che sensazione ha su quella che possa essere insomma anche la ripresa della città? Usciamo da di fatto 20 mesi veramente molto complicati, credo che ci sia veramente la voglia di tornare alla normalità da questo punto di vista. Padova sta rispondendo veramente alla grande sotto l'aspetto turistico, basta vedere quante persone sono in centro che passeggiano, ma anche nei quartieri la gente voglia stare assieme, voglia di normalità. Lo so che questo può comportare anche dei problemi, siamo una città universitaria, abbiamo 61.000 studenti, 24.000 matricole. È chiaro che i studenti, i ragazzi hanno, non dico esigenze diverse, modi di comportarsi diversamente. Noi abbiamo anche cercato di dare una mano sotto l'aspetto di chi abita in centro. Abbiamo assunto una cooperativa specializzata per far rispettare l'ordine pubblico, per le disposizioni comunali, per cui abbiamo assunto in termini sperimentali 10 persone. 10 street tutor, no? Esattamente. E come è andato il primo fine settimana? Molto bene, molto bene. Ma qualcuno è d'accordo, invece è andato veramente bene. I ragazzi stanno rispondendo in maniera corretta, educatamente a queste persone che aiutano anche i ragazzi a dire attenzione a non fare questo, per cortesia non sporcare, è un aiuto che diamo, non è un discorso vessatorio, e poi se c'è qualche problema loro non sono autorizzati a fare nulla, ma chiamano la polizia locale piuttosto che la polizia di Stato, piuttosto che i carabinieri, non intervengono. Segnalo solo, però l'esperimento, ho parlato anche personalmente con questi, è molto positivo, devo dire, sono molto soddisfatti. Non so se abbiamo già i primi messaggi, chiedo ovviamente di comunicarlo nel momento in cui saremo pronti a far sentire le prime richieste dei cittadini padovani al sindaco. Io vi ricordo ancora una volta i numeri, li vedete, passeranno in sovrimpressione per tutta la durata della trasmissione. Gli sms li potete mandare al 345 334 1171 e vedete il numero, poi c'è il numero di telefono 049 807 7753 e poi la mail. Il sindaco risponde @gruppotv7.com. Abbiamo già una prima telefonata, quindi buonasera, con chi parliamo e da dove?
No, ok, non abbiamo ancora, allora, non abbiamo ancora la prima telefonata, ovviamente. Allora rimaniamo in attesa. Tra l'altro, Sindaco, novità delle ultime ore, perché è stato un provvedimento di giunta proprio della giornata di oggi, è stato ufficializzato insomma che il parcheggio Prandina entrerà a pagamento a partire dal 15 di novembre. Anche questa è una questione molto dibattuta in città, perché è da tempo che si parla insomma del tema legato alla Prandina. Sì, sarà a pagamento perché non è prima a pagamento, perché non è proprietà comunale, è del demanio. Quando siamo diventati proprietari possiamo fare in accordo col sovrintendente in maniera sperimentale per circa un anno, sarà a pagamento. Abbiamo individuato una tariffa che è 1,40 € ora, dalle 8 alla mattina alle 20 la sera, tutto il resto del periodo come qualsiasi parcheggio è libero. È indispensabile verificare veramente che capacità ha nei confronti dell'utenza. Mi spiego meglio: sarà come adesso, sarà sempre pieno perché è gratuito, oppure pagherà il costo del pagamento per cui sarà meno utilizzato? Questo è molto importante, perché prima di fare investimenti bisogna capire veramente l'utilizzo che avrà questo parcheggio. C'è chi dice sarà sempre pieno, c'è chi dice non sarà mai pieno, c'è chi dice, sono motivazioni molto diverse. Chiaramente un parcheggio pubblico gratuito ovviamente è un grosso successo. Certo. Quando sarà a pagamento cominciamo a capire veramente il desiderio di parcheggiare per Padova. È molto importante capirlo, e ovviamente a Natale sarà pieno, periodo certo, quello sicuramente. Capire poi il primo mese del prossimo anno che utilizzo. Quale sarà l'utilizzo definitivo. Abbiamo già 4 messaggi, allora possiamo andare anche a leggere il primo messaggio, la prima richiesta per il Sindaco. Ringrazio per il lavoro svolto sino ad ora e in particolare per Padova Urbs Picta. Mi dispiace che accanto al titolo di dipinta si debba aggiungere bucata. Quante buche per le strade? Padova sembra una gruviera. Si può fare qualcosa? Lo chiede Manuela. Allora, per le buche lungo le strade, Sindaco. Sì. Adesso non sono proprio d'accordo che sia un pieno di buche, però abbiamo già messo a bilancio una cifra molto importante per gli asfalti, sia per quanto riguarda le strade, sia per quanto riguarda i marciapiedi. Però stiamo asfaltando veramente tantissime strade, tantissime marciapiedi. Se sono di buche, vorrei segnalare che se uno con l'app del comune se la segnala, veramente viene in maniera tempestiva chiusa la buca, non asfaltata la strada, viene chiusa la buca. Per cui eventualità che siano buche, vi ripeto, utilizzate l'app comunale, non dico immediatamente, ma in tempi brevissimi viene risolto il problema. Anche questo allora è ovviamente un'opzione importante. Andiamo, Elisabetta, a leggere il secondo messaggio. Buonasera, volevo chiedere al signor Sindaco se può capire attraverso l'assessorato competente il perché la strada dove abito, via Eugenio Ruspoli, a Padova, zona Porta Trento, alla fine di via Montessori, nonostante le mie richieste di sistemazione, non viene mai sistemata. Grazie per la risposta. Il tema è di fatto... questo non lo so, però ovviamente mi interesso e risponderò domani, dopodomani, non so il motivo, però mi sembra anche parecchio strano, però... Certo, via Eugenio Ruspoli, allora zona Sì, Porta devo dire, Trento. però sono contento, non ho risposto a parte di prima, siamo diventati capitale UNESCO, cosa molto importante, se ne vedono gli effetti tutti in continuazione. Anche già sul turismo state vedendo qualcosa? Veramente c'è una risposta eccezionale che va oltre le nostre aspettative, per cui siamo veramente soddisfatti, ma è soddisfatto tutto quanto la città ha sentito una cosa molto sua, orgogliosa di essere patrimonio dell'umanità, ed è in effetti, devo dire che è una cosa meravigliosa. Andiamo con il terzo messaggio. Buonasera signor Sindaco, abito in via Lagrange, angolo via dei Colli. Ogni volta che c'è una pioggia un po' più abbondante si allagano le strade e di conseguenza anche i garage a causa delle fogne piccole e otturate. È possibile pulirle o risolvere il problema? Grazie, Franco. Sindaco. Sì, devo segnalare all'assessore. So perfettamente dove è via Lagrange, non sapevo ci fosse questo problema. Non è che dipende dalle foglie in questo periodo che ostruiscono le caritoie e via dicendo, però
Tra l'altro voi avete fatto anche una campagna da questo punto di vista, insomma, perché quello di andare poi a sistemare, a rimuovere le foglie, insomma, è una cosa che si può anche fare nelle pertinenze della propria anche perché spesso e volentieri questo problema, specialmente in questo periodo, cadono foglie, vanno a ostruire gli scarichi, per cui ognuno dà una mano, ma va nel suo piccolo, prova a pulire, però può essere che sia un problema anche di fognature, perché Padova nel tempo è cresciuta molto, forse le fognature non sono state adeguate, per cui anche questo verifico e le faccio dare una risposta sicuramente. Andiamo con il quarto messaggio, l'ultimo di questa prima serie, l'ultima richiesta al sindaco di Padova. Via dall'Arzere, zona Arcella, all'altezza di via Gaibana, ci sono 20 metri di cassonetti in fila, dove tutti vanno a scaricare immondizie, come una discarica a cielo aperto, con auto ferme ai lati della strada, nonostante da poco sia partita la raccolta differenziata. Come pensate di risolvere la questione? Lo chiede Silvia. La raccolta differenziata stanno molto bene, devo dire. Prima di arrivare in trasmissione ho parlato con il dirigente, sono veramente soddisfatti. Sono dei punti in cui il mare non sta funzionando perfettamente, c'è un po' di tempo, un po' di educazione. Devo dire che c'è anche il nomadismo di rifiuti, che gente maleducata porta i rifiuti in un altro quartiere, in un altro posto, per cui questo, se vengono pescati dalla polizia locale pagano sanzioni anche. Tra l'altro sono anche delle sono anche le telecamere che anche questo controllano, per cui non spero che non siano 20 metri, però anche questo domani con la Sassuolo di competenza e con il dirigente faccio fare un sopralluogo perché non va bene, in particolare che uno vada a scaricare in continuazione sul posto degli altri è proprio da incivili. Torniamo tra qualche minuto, ci prendiamo una piccola pausa, vi ricordo però i numeri con i quali potete interagire, potete fare le vostre domande al sindaco telefonando allo 049 80 777 53 oppure potete mandare i vostri SMS al 345 334 1171. Rimanete con noi, a tra poco con il sindaco risponde.